buonasera. Siamo già in streaming, quindi possiamo partire. Vi ringrazio della vostra presenza per questo evento di particolare importanza che questa sera celebriamo in questa antica accademia. Il primo motivo di soddisfazione è che è un evento che proviene dall'Istituto Lornia Pindemonte. Anton Maria Lornia, Ippolito Pindemonte, due grandi veronesi, un matematico e un letterato, entrambi soci illustri di questa accademia, di cui conserviamo, oltre che il ricordo, opere, manoscritti degli stessi e che quindi riconfermano quel profondo legame culturale che esiste tra quanti hanno onorato della loro appartenenza a questa accademia e le istituzioni culturali cittadine. Parlare poi di un tema come quello oggetto del libro che qui si presenta, 43936, Buchenwald agli altri ed io, è andare a toccare un tema di grande sensibilità, un tema di grande dolore, ma un tema, una pagina di storia che è purtroppo realmente accaduta. Esprimo quindi non solo un ringraziamento, ma a quanti hanno curato questo libro, ma l'auspicio che da questa sede possa irradiarsi la conoscenza dello stesso, non solo negli istituti scolastici, ma a tutta la cittadinanza, perché di questi temi non si parla mai abbastanza, in quanto per non ripetersi devono essere chiaramente ben conosciuti. Abbiamo questa sera anche il piacere di avere con noi il dirigente scolastico dell'Istituto Lornia Pindemonte, la professoressa Dallatezza, che conosco non da pochi anni, e la invito a portare il suo saluto. Grazie. Certo, allora mi ha già presentata, io dico due parole magari sulla scuola, che conosco da poco perché dopo un'esperienza in altre scuole sono arrivata il primo anno in questa scuola superiore, che però storicamente ha svolto un ruolo importante per la città di Verona. Già nel 1867, dopo la terza guerra d'indipendenza, si comincia a pensare agli istituti tecnici e quindi anche Verona avrà un istituto tecnico che viene dedicato appunto a Lornia. All'epoca non c'era ancora una sede e le prime lezioni si tenevano presso la biblioteca civica e si arriverà poi ai primi del Novecento, quando grazie al lascito della famiglia Bevilacqua finalmente questo istituto tecnico ha una sede che è tuttora la sua sede, anche se il nome oggi non è solo Lornia, è Lornia Pindemonte, perché poi si è arrivati appunto alla fusione di due istituti tecnici. Tra le due guerre mondiali a un certo punto nasce dall'Ornia, si stacca la parte diciamo matematica, nasce il liceo Messedaglia e il Lornia avrà una parte dedicata al serale che avrà una funzione importante, funzione che svolge ancora oggi. Ci sono classi del serale che funzionano molto bene, che sono molto frequentate, che danno ancora oggi l'opportunità a casalinghe, a lavoratori di poter arrivare a un diploma. Se torniamo agli anni 60, la scissione tra Lornia e Pindemonte porta il Lornia a trasferirsi in Corso Portanuova con nuove sezioni, commerciale e geometri. Poi queste due sezioni si scindono, nascerà quello che oggi è l'Istituto Tecnico per Geometri, il Can Grande. Sempre negli anni 60 poi nascono anche altre sedi nella provincia perché la richiesta di istituti tecnici si fa sentire. È il momento in cui l'Italia nasce dal punto di vista, cioè esplosione dal punto di vista economico, quindi nascono altre scuole della provincia, vedi il Minghetti di Legnago, vedi per esempio il Calabrese, dal Cero a San Bonifacio. E dall'Ornia nasce poi a Verona anche l'Istituto Einaudi, il Bolisani di Isola. Nel 1975 il Lornia viene trasferito nuovamente a Cadicozzi per poi fondersi con il Pindemonte, quindi oggi Lornia Pindemonte è un istituto tecnico che ha 3 indirizzi, il vecchio indirizzo di ragionieri che poi ha un secondo indirizzo che è più legato all'informatica e l'indirizzo turistico. Rimane sempre, come ho detto prima, anche il corso serale.
e il nostro professore è appunto un docente del corso serale, un corso che ho avuto il piacere di visitare qualche giorno fa. Sono classi piene di ragazzi, di casalinghe, anche di ragazzi che ancora stanno imparando l'italiano, e devo dire mi ha fatto molto piacere vedere classi piene di gente, piene di studenti, anche se è un serale. E quindi grazie anche al professore che con questa sua ricerca ha portato il Pindemonte forse a farsi conoscere ancora di più, un palazzo storico che ha anche questa tela che io ho visto casualmente, infatti poi ho detto dov'è questa tela, voglio capire, e il professore, come tanti, ci è passato davanti, ma è stato attirato da qualcosa e da lì penso sia partita la ricerca e siamo arrivati a questa pubblicazione. Grazie. Aggiungo solo che noi siamo lieti che il professor Borghini, che è il nostro amministratore, sia molto attento ai dettagli, perché è proprio spesso il dettaglio che ci dà... Beh sì, quello è una conseguenza anch'essa sulla quale l'attenzione non è mai sufficiente. Bene, abbiamo qui presente anche un altro nostro accademico, il professor Stefano Quaglia, già provveditore agli studi di Verona, che invito con piacere ad assumere la presidenza scientifica del convegno. Grazie. Allora, per mia abitudine come moderatore mi metto sempre a latere. Preferisco che la scena sia occupata dai relatori veri e propri. Un po' addirittura mi metterei qua in piedi come fa Bruno Vespa, come fanno i giornalisti, ma capisco che in accademia bisogna anche tenere un contegno, quindi mi starò seduto. Bene, abbiamo qui al tavolo allora 3 relatori illustri, partendo dalla mia sinistra, il professor Giovanni Battista Novello Paglianti, che ci ricostruirà e ci darà alcune idee su quello che era la vita dei campi di concentramento, in particolare su Buchenwald, perché la parte storica su Buchenwald è stata opera sua. Abbiamo la dottoressa, non so se insegna, se è professoressa anche lei, dottoressa per ora, Gradizzi, che ha fatto l'analisi del quadro da cui tutto è partito, e il professor Borghini, caro amico, che è, diciamo, l'iniziatore di questa cosa. Allora, chiedo scusa, come siamo parlati nei giorni scorsi con Giovanni, e 2 cose mi hanno colpito, devo dire la verità. Una, che qui siamo di fronte a un manoscritto che non è un'invenzione, ma un manoscritto vero. Cioè, voi sapete che dal manoscritto trovato in una polverosa biblioteca di un finto seicentista e da un altro trovato a Saragozza sono nati dei capolavori, però questo è vero, e questo è un vero manoscritto. E chi ha avuto occasione di leggere il libro e chi lo leggerà si renderà conto di come ancora una volta purtroppo chi aveva in mano le chiavi, le porte dell'editoria, non ha capito che cosa aveva davanti. Cioè è veramente impressionante sia per i contenuti, ma posso dire anche per la lingua. C'è qualche passaggio nell'introduzione che dice ma la lingua non è perfetta. Beh, scusatemi un attimo, una lingua così asciutta, così energica, così nervosa non è una lingua, cioè è già di per sé il biglietto da visita di un contenuto che è poi no tragico, terrificante. Dall'altro lato c'è un'altra esperienza, c'è questa cosa che è lì, ci passano davanti anni tutti quanti, non capiscono cosa sia, a un certo momento il professor Borghini dice cos'è sta roba, cioè, vedete, parlavamo stamattina tra la differenza tra vedere e guardare, l'hanno guardata in tanti, ma l'hanno vista in pochi. Qualche settimana fa, un paio di mesi fa, ho assistito a un documentario su Pasolini, e non mi ricordo più se era la Rossana Rossanda o chi fosse, una donna
importante della politica italiana diceva: Pasolini era uno che vedeva ciò che guardava. È bellissima come immagine, vedere ciò che guardi, dove vedere non vuol dire cogliere con gli occhi, ma cogliere con la mente e soprattutto con l'anima, cioè capire che cosa c'è davanti a noi. Borghini è stato colpito, era inevitabile, da un numero. È stato colpito da un numero, no? Capite? I numeri che per lui sono una cosa, lì erano un'altra cosa. Cioè, ha capito che quel numero era un'altra cosa e ha cominciato, posso usare, avvocato, una espressione dialettale veneta, è cominciato il bogon, la chiocciola, il bogon, la valanga, no? La pallina di neve che ha cominciato a ruotare ed è diventata questo libro di cui parliamo oggi. Ultima immagine, se mi consente Borghini. Nel Kalahari si alternano lunghissimi periodi, deserto del Kalahari, no? In fondo all'Africa, lunghissimi periodi di siccità. Di tanto in tanto ci sono, portate dalle correnti dell'emisfero australe, bufere di pioggia che bagnano il terreno. E quelle bufere fanno germinare le uova di cavallette che i progenitori delle cavallette 10 anni prima nell'ultima bufera avevano depositato tra le sabbie e i sassi del deserto. E le uova stanno là 10 anni, poi arriva il vento umido e l'acqua e le risveglia, e si risvegliano sciame di cavallette che sono quelle che poi andavano a perseguitare l'Egitto. Ecco, è successo qualcosa di simile. Questo libro è come un uovo delle cavallette del Kalahari, è rimasto sepolto, poi bisognava che si ricreasse il clima culturale e storico per capirne il significato. Perché? Perché bisogna sempre che ci sia un contesto nel quale certi messaggi volano, vanno, c'è ancora un supporto che li porta. I primi messaggi degli internati non sono stati diffusi alla fine degli anni 40, abbiamo dovuto aspettare gli anni 60, l'inizio degli anni 70, perché quello che avevano vissuto, ed è terrificante, era tale che aveva reso muta la loro capacità di ricordare. E invece adesso il clima si è fatto adatto. Bisogna ricordare, ma bisogna ricordare non con lo spirito di guarda indietro dicendo guarda cosa hanno fatto, ma di chi guarda avanti perché non accada più. E questo lo dobbiamo dire ai nostri ragazzi nelle scuole. Poi farò un'altra battuta. Allora, il tema, Giovanni, è la memoria. Il tema del giorno è la memoria. Il contesto in cui la memoria si sviluppa e il contesto in cui la memoria è fertile. Ecco, com'è che ti è venuto in mente da un numero di partire in questo senso? Diciamo che il percorso è stato lungo davvero, perché forse parte da un'attenzione ad una scuola, da una scuola che ha tantissime memorie che paradossalmente fatichiamo a vedere. È iniziato un tempo fa, nel senso che nel 2017 c'era la ricorrenza dei 150 anni e con, devo dire, anche partendo sempre proprio anche dagli studenti del corso Sarà, abbiamo fatto un lavoro di censimento dei diplomati dal 1867 in qua. E poi coinvolgendo dei colleghi, poi devo dire che giocando in casa in accademia, coinvolgendo dei colleghi dell'accademia, abbiamo pubblicato quello studio sui 150 anni che poi è uscito grazie a Maurizio, che vediamo, devo ringraziare Maurizio Miele, fatti vedere Maurizio che è l'editore, presidente di CR, perché senza CR, ecco. Diciamo che da lì l'attenzione si acuisce, non che non ce l'avessi, ma si acuisce, però c'era questo quadro che non capivo. Cioè questo quadro enorme, gigantesco, adesso qui non si vede, ma è veramente gigante, e non era neanche lì, adesso chi è a scuola lo vede nel primo corridoio, in realtà era in entrata. Primo paradosso della memoria, mi aveva fregato. Dicevo, avevo riconosciuto il preside, vedete questo qui, il preside Segalla, che era preside, è stato preside fino al 1950, questo quadro è datato 48, quindi era il preside, peraltro, che non era riuscito ad andare in pensione, cioè, cerca di prolungare questa, per dire la verità, era un trentino,
e dicevo, insomma, questo preside è voluto rappresentare, però cerco di capire un quadro che è di difficilissima comprensione, oltre che di ingombrante, quadro a cui tutti passano e davvero nessuno vede. Qualcuno dice, ma dov'è questo quadro? È un quadro a cui tutti passiamo davanti, tutti studenti, io dico a volte anche agli studenti, a cui ogni tanto perdo tempo a scuola, gli spiego queste cose, e gli dico, ma avete visto il quadro? Ma quale quadro? Ma 3 anni che passi davanti a un quadro più grande di questo, di dimensione, e non capivo. Ho fatto le più strane congetture, Stefano, te le ho raccontate alcune, poi a un certo punto noto quello che era ovvio purtroppo da vedere, cioè è una cosa che questo mi ha dato molto fastidio. Vedo il numero famoso che vi faccio vedere dove, no, aspetta, adesso io ho spoilerato Longhetto, il numero è qua. In un angolino. E quel numero è stato la chiave per capire e per arrivare qui effettivamente, e quel numero era un numero che ho cercato in un sito che purtroppo uso sempre, che è l'OPAC, cioè la ricerca in internet del Sistema Bibliotecario Nazionale. Digito il numero e mi esce che c'è un manoscritto che riporta quel numero, e poi Buchenwald e altri io, ad opera di Longhetto. Però Longhetto, caso vuole, lo sapevamo che l'autore era Longhetto perché c'era scritto, c'è la targhetta, 1948, Longhetto, post fata resurgo, quindi sapevamo l'autore, sapevamo l'anno. Scusami, non so se si vede, post fata resurgo è la targhetta che c'è sotto non si il vede quadro. qua, c'è la targhettina sotto. Post non si vede fata qua. resurgo c'è scritto sotto È il titolo quadro. del qua, è il titolo del qua. E post fata resurgo, appunto, risorgo, è il motto della Fenice, risorgo dalle ceneri. Ecco. Detto questo, ho capito che era un autoritratto, perché l'autore era Longhetto e chiaramente il deportato che vedete lì col triangolo rosso si è autoritratto, cioè non era un ritratto solo del preside, le altre figure sono allegoriche, ma le 2 persone reali sono il preside in mezzo e il deportato. Siamo nel 48, sarebbe tutto abbastanza normale se non fosse che il preside era un gerarca fascista. Era stato vice federale a Bolzano e nel 1948 si ritrae glorioso verso questo sviluppo della grande Italia che rinasce, ma il deportato si ritrae ancora deportato in basso a destra. E quindi un cortocircuito della memoria. Io vedo la memoria come un grande, enorme cortocircuito. Negli anni 48, quegli anni era importante la memoria. Noi abbiamo tante classi, nessuno se ne accorge, a scuola dedicate ai morti in guerra, agli studenti e ai professori defunti. Sul piano della presidenza ci sono queste dediche. La biblioteca sopra una dedica a un comandante partigiano, fatto da Segalla, quella dedica lì, e con una lapide in marmo. Peccato che questo professore di italiano partigiano, comandante Masaccio, primo Visentin, diciamo, sono venuti anche da Treviso a avere notizie, hanno avuto a che fare, perché insomma una figura molto importante della resistenza trevigiana, si trova diciamo così, glorificato da Segalla che lo martellava fin nel ventennio, ecco, voglio dire. Quindi una situazione veramente curiosa. Cioè, quando la memoria era importante, c'è un po' necessità di mistificarla. E ci ero cascato. Non avevo capito il senso di questa presenza inquietante, in questa, diciamo così, situazione paradossale dove ancora ci troviamo questo pittore. E adesso devo dire che è altrettanto, oggi abbiamo il giorno della memoria, che in qualche modo attesta l'assenza di memoria, perché la necessità che ci sia un giorno della memoria ovviamente mi fa pensare che sia proprio la statuizione notarile che noi questa memoria l'abbiamo persa, infatti non riusciamo a leggerla. La stessa scuola fatica a riconoscersi in questa memoria, perché è faticosa da leggere.
cioè non è semplice da leggere. E anche quando la vediamo a volte ci porta sulla cattiva strada se non andiamo a vedere, no, il senso di questa memoria. Quindi ci troviamo una memoria che oggi è una non memoria, io ho tante prove di questa non memoria, ma non è una non memoria degli studenti, è una non memoria di quella che si chiama la comunità educante, con un termine che va di moda adesso, no? Cioè, avrei tanti esempi. Io purtroppo sono tanti anni che sono lì, ero dal millennio passato, per cui faccio parte del primo preside fu Armando Gallina, tuo amico Stefano, quindi parliamo del 1900 e rotti, ecco. Quindi capisci che in questo, ecco, forse eccezione per Gallina, ma c'è una tendenza proprio alla... ti faccio un esempio brutto, ci sono i morti, purtroppo la guerra fa morti. E avevamo vicino alla presidenza una nicchia, ce l'abbiamo ancora, dove c'è adesso un video, dove c'era fatta apposta una nicchia con le foto dei caduti, bellissima, perché ci sono sia, non so come dire, repubblichini e partigiani, tutti insieme. E questa nicchia era brutta da vedere. E l'allora preside decise di spostarla in un posto che non si vedesse. Per la verità la mise in una laterale, cioè in un corridoio laterale, poi ci mise sopra una bandiera perché non si vedesse, perché era triste. Naturalmente io protestai, ma non serviva a nulla, naturalmente. Però come quelle immagini erano forti. Io mi ricordo mia nonna, però pazienza, perché io leggo sui ricordi di mia nonna. I morti erano presenti, si andava al cimitero per parlare coi morti. Oggi non c'è questa presenza. Allora nella scuola c'era la presenza di chi c'era e chi ha anche pagato un prezzo. Adesso questa memoria quasi è scomoda, dà fastidio, non si capisce. E quindi ci siamo ritrovati adesso per fortuna è ritornato in presidenza questa teca, in fondo a sinistra, forse l'avrà vista la preside, è quella teca che ha girato un po' e ricorda una storia perché la scuola ha vissuto le guerre. Ecco. Quindi oggi noi fatichiamo, e quindi questo libro un po' serviva negli intenti proprio a restituire un pezzo di memoria su un tema davvero difficile. Grazie Giovanni, credo che sia molto importante questa riflessione, perché io vivo con una certa sofferenza la constatazione di quello che sta succedendo anche in questi tempi. Domani ci sarà un pranzo dei presidi che partecipano a una rete che praticamente raccoglie quasi tutte le scuole veronesi, e probabilmente farò una riflessione su questo. Ma abbiamo inciso noi sulla sensibilità delle persone, guardando come i nostri adolescenti si picchiano per le strade, picchiano addirittura i carabinieri? Ho visto un filmato l'altro giorno. Oggi una ragazza di poco più di 20 anni ha ammazzato un altro compagno piantandogli una pugnalata secca nel cuore, diritta al cuore. Vediamo episodi inquietanti in internet, l'odio che c'è in internet, lo sfogatoio incredibile che c'è in queste forme che noi usiamo quotidianamente perché siamo digitali, ma non siamo digitali nel cuore. Cioè, ho la sensazione che ci siamo un attimino spostati nel nostro sistema educativo dalla dimensione dell'anima alla dimensione dell'applicazione. Ci siamo dimenticati. Perché è incredibile come anche gli istituti tecnici nel passato avevano comunque una dimensione culturale forte. Oggi la preoccupazione è incredibile, gli economici soprattutto. Oggi è incredibile come il paneconomicismo ci condizioni anche nei fattori sensibili, e siamo portati a guardare sempre qual è l'utile di una cosa piuttosto che qual è il suo significato. Allora è per quello che la memoria è difficile in un contesto del genere. Perché la memoria esige coltivazione di interiorità, esige pensiero, esige lettura, esige un momento di silenzio, un momento di pausa.
Allora da questo punto di vista credo che la scuola abbia un compito formidabile nei prossimi anni. Lo dicono tutti, però non sanno da che parte prenderla, perché la scuola è il più grande e complesso sistema del Paese. E nella scuola celebriamo tante giornate di legalità, di civiltà, eccetera. La mia domanda è: lasciano un segno? Ecco, perché questo credo sia fondamentale, ma il problema non sono i ragazzi, sono gli adulti, sono le famiglie da un lato e i nostri colleghi dall'altro. Quindi momenti di formazione e di incontro e sono molto importanti da questo punto di vista. Quindi questo è un documento, a mio giudizio, che ha un valore formidabile perché coniuga l'aspetto visivo con l'aspetto storico e letterario. E da questo punto di vista io ti chiederei, io sono rimasto colpito dalla presenza di quelle mani basse, ho una mia lettura delle cose, ho letto molto attentamente anche l'analisi della dottoressa Gradizzi, ma certamente impressionante sono quelle mani basse dei due centrali, se fai vedere, e lui là in fondo per terra, cioè sembra quasi che quel post fata sia riferito alla sua risurrezione, perché quel quadro è quasi un messaggio di speranza. Ma allora parlaci un attimo di questo Longhetto, sì, di questo Giovanni Longhetto. Poco si sa di Giovanni Longhetto, nel senso che intanto una cosa che vi ero chiesta se era uno studente della scuola, un professore della scuola. No, non lo è un veneziano che vi si arruola, cioè insomma entra poi nelle brigate Garibaldi, viene arrestato, ma è di Meolo. Io ho telefonato a tutti quelli di Meolo che si chiamano Longhetto e senza nessun esito, purtroppo. Ho trovato dove è sepolta la moglie, però non abbiamo trovato nessun discendente. Ho trovato però, caso vuole, casi della vita bellissimi. Ero al Maffei perché ero presidente del Consiglio d'istituto e dovevo firmare il bilancio e parlo con la segretaria che mi parla di un suo amico pittore che aveva fatto un memoriale di Buchenwald. Allora, e però lei si dispiaceva perché non si era fatta le fotocopie e quindi quel memoriale era andato perso. Capisci che immediatamente come siamo andati a finire. E perché? Perché praticamente Longhetto l'hanno conosciuto, eccolo qua. Guardate che personaggio che è. Io purtroppo, queste sono le foto che abbiamo. Qui era il matrimonio della sorella, della cognata della segretaria del Maffei e di SGA. E Longhetto, vedete, si presentava con questo fiocco rosso e in questo caso a un matrimonio. Ecco, questa è l'immagine. Una persona molto alta. Lui arriva a Verona, quindi arriva a dipingere quel quadro. Arriva a Verona sulla scorta di alcune norme, di una norma che prevedeva il collocamento degli invalidi di guerra, cioè torna dalla guerra e era previsto che trovassero un posto di lavoro a questi invalidi e trovano il posto di lavoro presso il comune di Verona, quindi va a lavorare, da quello che ho ricostruito, poi all'anagrafe, agli uffici dell'anagrafe. E lì resta facendo una vita abbastanza, devo dire, ritirata, normale, e continuerà a dipingere. Lui, quando viene arrestato dalle SS italiane a Monfalcone, si dichiara pittore. Non farà più il pittore, farà l'impiegato comunale, però continuerà a dipingere e si riempirà la sua casa di quadri che di fatto non espone. Sapevano gli amici che lui aveva fatto un quadro che era all'Ornia Pindemonte, però questo lo sapevano, lui lo sapeva. Ecco, quindi lui arriva e abita in via da Porto, nelle case quelle diciamo dietro i palazzi, gli uffici finanziari, vicino alla tomba di Giulietta per intenderci, nelle case che erano state costruite proprio per i dipendenti comunali, io ritengo intorno agli anni 50, perché poi ci furono le tranche successive. Fa una vita quindi sostanzialmente normale, ecco. Di lui sappiamo pochissimo, impressiona, adesso mi dispiace che non ci sia qui la signora Dolce perché l'avrei sentita, mi dice, mi impressionò il fatto che lui si fece cremare, che allora non si usava un po' meno. Cioè, quindi ecco, l'immagine del crematorio torna, no? come una sorta di destino finale a cui era sfuggito momentaneamente. Ecco. Quindi una vita
Ecco, anche spesa all'ANED. Lui è stato consigliere dell'ANED, ma anche consigliere nazionale dell'ANED, quindi l'Associazione Nazionale Ex Deportati. Quindi ha avuto un ruolo, scrive queste sue memorie davvero con la necessità, l'urgenza, il bisogno, prima di tutto per se stesso, di dover raccontare queste cose. Guardate, io ormai sono convinto che uno poi fondamentalmente scrive per se stesso. Io dico la verità, quelle cose che ho scritto, soprattutto le ultime, esercitandomi su temi veramente inusuali, come il romanzo, uno poi scrive perché ha bisogno di buttar fuori, no? Ecco. In Longhetto questo è un'eruzione, è un'esplosione, è una... Però ordinata. Come? Ordinata. No. Cioè non abbiamo una serie di, come dire, di periodare, una serie di frasi cariche di emozione, cariche di pathos. Abbiamo una lucidità di analisi che è inquietante, perché la bellezza della lingua è legata al fatto che le cose che lui dice sono di una verità atroce. Quindi è una scrittura quasi da storico, direi, più che da sopravvissuto. È impressionante questa cosa. Sì. La cosa poi bella del libro, bella, si va per dire bella, è che lui fa i 3 passaggi, 3 solo ce n'erano a Buchenwald. Uno era la quarantena, quando entravano dovevano fare il periodo di quarantena. Secondo era il campo vero e proprio, poi c'era il piccolo campo che era il non ritorno, era la condanna, cioè ormai lui aveva preso probabilmente una bastonata in testa, l'ha mandato al piccolo campo, chi non poteva più lavorare, era un campo di lavoro, poi ce lo spiegherai meglio, chi non poteva più lavorare di fatto era destinato al crematorio. Lui è stato testimone poi di Viviani, parla anche di Matilde di Savoia, perché li ripassano, no? E quello che gli restano, e quello che impressiona che proprio lui la fa tutta, lui si salva. Tu dicevi bene, oggi mi hai colpito, perché lui capisce lucido, resta sempre lucido, anche nella sofferenza resta lucido, e lui si salva perché si inventa infermiere. Cioè nel piccolo campo c'era una infermeria, una roba, c'era un medico che dava una mano, anche lui era un internato, che dà una mano per curare, insomma, questa umanità ormai decomposta quasi. E lui si inventa infermiere, questo gli salverà. Cioè, questo suo anche gli altri, questo gli altri, comunque mantenere l'umanità nel capire gli altri, in realtà salva prima di tutto se stesso. Sì, io prima di passare al professor Paglianti volevo chiederti un'altra cosa. Quella posizione che lui occupa nel quadro, marginale, mi ha fatto pensare quasi a una specie di firma e di chiave di lettura di tutto il resto. Dopo sentiremo anche la collega, non so quale impressione. Allora, io confesso ignoranza, cioè sono d'accordo che in basso a destra è proprio il posto della firma e quello sicuramente sottoscrivo questa impostazione, richiamo quelle mani tese così, appena più abbassate rispetto a quello che si usava in precedenza, ecco, tra altre cose. Io parlavo lo conoscerai sicuramente, Alfredo Bonopane, che è il nostro socio. Lui è professore di epigrafia romana qui nella nostra università, è assessore dell'Accademia, quindi è persona con cui ci vediamo spesso per parlare di cose dell'Accademia, e mi diceva che dal suo punto di vista quella, diciamo così, insomma, questo ricorda anche dei quadri classici ben noti che parlano di Orazio e di Curiazzi, ma al di là non è questa la posa. Lui dice quella posa era una posa che in periodo romano equivaleva all'accoglienza. L'accoglienza rivolta a lui, cioè io francamente ti dico, però
Avremo modo di tornare sul preside, però adesso io passerei appunto visto che il tema ci ha portato al professor Paglianti, a una riflessione su Buchenwald e se tu riesci, non so se hai la fotografia, il dettaglio del triangolo rosso. Sì, indietro, torna indietro un attimo, forse no, si vede, eccolo lì. Quel triangolo che era, molti di voi lo sapranno, lo dico in ogni caso per ricordarlo anche a me stesso, che era il segno degli internati politici italiani, la I significa Italian, no? Quindi era un marchio particolare che lo identificava anche come una figura politicamente pericolosa. Prego, professor Paglianti. Allora, buongiorno a tutti e a tutte. Io vorrei partire dal testo, perché credo che la novità e la differenza rispetto ad altre memorie e alla tradizione della memoria nei campi di sterminio e nei campi di lavoro come Buchenwald vada affrontata da un primo dato di fatto, cioè il testo di Longhetto è un testo autobiografico. Detto questo, che cosa vuol dire? Cioè che la memoria è una memoria scritta, cioè da parte dell'autore di avvenimenti accaduti nella propria vita. Volendo semplificare, prima si ricorda e poi, ma non è detto, solo in un secondo momento si ritiene che gli avvenimenti autobiografici siano di un qualche interesse non solo per se stessi, ma anche per il mondo che circonda lo scrittore. Allora si selezionano dei fatti e si dà vita a un testo, quello che diciamo è un testo poi autobiografico. Ma il testo autobiografico ha una caratteristica che non appartiene agli altri testi, cioè esiste un'identità tra l'autore, il narratore del racconto e il personaggio. Però da questa unità sorge anche a me la domanda: ma qual è il destinatario che si cimenta in un documento autobiografico? Cioè ritengo che il destinatario in primo ordine è lo stesso autore, cioè lo sforzo autobiografico è un tentativo esplicito di mettere ordine o rivivere una propria esperienza, non solo dal punto di vista cognitivo, ma anche dal punto di vista affettivo, attraverso evidentemente lo strumento della scrittura. Solo dopo questa fase di, chiamiamola autocoscienza per usare un termine non proprio esatto, si cerca un destinatario. Ma il destinatario come posso dire, desiderato dall'autore non necessariamente è il destinatario che appartiene alla società. Cioè l'autore può avere un suo punto di vista su cui vorrebbe che un determinato tipo di persone leggesse quell'affare, oppure non si occupa del problema. Cioè, volgarmente, siamo davanti a un prodotto. Un prodotto entra in un sistema commerciale, bisogna trovare qualcuno che lo stampi, altrimenti rimane un problema personale. E qui vorrei farvi 3 esempi illustri di come si può scegliere il destinatario, ma molto spesso il destinatario viene, tra virgolette, imposto dal sistema dell'editoria. Primo caso, Elie Wiesel, premio Nobel per la pace nell'86. Nel 1954 scrive un testo e il mondo taceva. Il testo ha una particolarità, è scritto in Yiddish, cioè l'Yiddish è il linguaggio, direi la lingua, che viene utilizzata dagli ebrei dell'Est Europa. Ora risulta gli ebrei dell'Est non esistono più come comunità, perché sono stati distrutti. Sembrerebbe che il testo sia dedicato ai sopravviventi. Ma in realtà, se noi vediamo bene, la cosa non è così, perché se la lingua è vero che è una lingua di una nicchia all'interno della cultura ebraica, è anche vero che questa lingua, nel momento in cui viene utilizzata, diventa identitaria.
E questo, secondo me, è la scelta che fa Wiesel. Però, come sempre, passa il tempo e cambia idea. Cambia idea non per una cosa strana, perché viene in contatto con un intellettuale francese che è famoso, che è Mauriac, che gli dice: guarda che questo interessa il mondo, cioè tu devi fare uno sforzo. Allora Wiesel riprende in mano quello che riteneva fosse il suo pubblico e se ne sceglie un altro. Scrive in francese e scrive un testo fondamentale nella letteratura concentrazionale che è La notte. Allora, come vediamo, che è non più una minoranza a cui viene dedicato, ma diciamo al mondo europeo. Questo è l'aspetto, come si può dire, per un certo senso più legato ai desideri dell'autore, ma esiste un altro aspetto che non c'entra niente con i desideri dell'autore. Levi scrive di questo è un uomo nel 1947. Il testo viene dato in pubblicazione alla casa editrice Einaudi, che lo boccia. Chi lo boccia nella casa editrice Einaudi non è il primo scemo, cioè chi lo boccia sono personaggi di tipo Natalia Ginzburg e Pavese. Come mai succede questo? Levi incassa la cosa, però ritiene che quello che scrive sia fondamentale. Pubblica con una casa editrice torinese piccolissima, De Silva, i suoi testi, il suo testo. Dal punto di vista commerciale è un fallimento. Stampano 1500 copie che lo stesso Levi, riflettendo, dirà: sono andate a finire, se va bene, divise tra la Lombardia, qualche comunità ebraica e probabilmente i miei amici di Torino. Cambia il tempo, cambia la sensazione di che cosa sia successo, la società accetta qualcosa. Nel 1958, vi faccio notare che siamo dal 47 al 58, la casa editrice Einaudi stampa Se questo è un uomo e diventa uno dei testi più importanti internazionali per la, come si può dire, nella letteratura concentrazionaria. Come vedete, non sono i desideri dell'autore. Passiamo al nostro, il quale adotta una strategia sua, perché ritiene che quello che lui scrive abbia un interesse. Allora cosa fa? Anche lui si rivolge al mondo dell'editoria, che è assolutamente impermeabile, non gliene frega niente. E cosa fa allora? Adotta una sua strategia, stampa in forma privata pochissime copie, mi pare che siano una ventina, più o meno una ventina, e sceglie lui i destinatari. Cioè, il primo destinatario è istituzionale, cioè che è l'Archivio di Stato. Si sa che lì quel testo rimane. E poi sceglie le varie associazioni, in generale istituti storici della Resistenza o sezioni dell'ANED, in cui distribuisce il suo testo. Però la società va avanti e, scusate il brutto termine, ma il mondo dell'editoria in qualche modo si impossessa del mondo della Shoah e dei campi di concentramento e diventa una specie di, come si può dire, termine non è proprio esatto, ma di trend editoriale. E a questo punto però, scusate, parlo di una cosa un po' diversa, ma che io ritengo fondamentale. Ci sono i falsi, ci sono falsi autobiografici, ma non falsi autobiografici di nicchia, sia chiaro. Ne cito due perché sono uno di produzione, diciamo, europea e un altro di produzione americana. Primo testo di un certo Will Comiskey Benjamin, che è un nome diciamo falso perché in realtà è stato scritto da un certo Bruno Grosjean, uno svizzero, il quale scrive un testo che si chiama Frantumi, pubblicato anche in Italia.
questo qui per intenderci, e il testo però non rimane legato a un poco, vince una quantità incredibile di premi europei, tra cui vorrei sottolineare il National Jewish Book Award for autobiografici memory, quindi un testo legato addirittura alla tradizione, diciamo, ebraica. Non solo questo, ma anche autori interessanti, autori esponenti dell'ebraismo, tipo Simone Weil, dice che il testo è un testo molto bello che va tenuto. In realtà questo personaggio non si è mai mosso dalla Svizzera, non ha mai visto un campo di concentramento in vita sua e serve un suo collega giornalista che fa scoppiare il caso. E questo è il caso europeo. Da questo testo dal caso europeo viene trasferito, anche diventa un caso, diciamo, nell'editoria americana. C'è un altro caso che è viceversa. Il testo è un testo di una certa Michel de Fonseca, nome falso di Monique de Weil, che scrive un testo in America che si chiama Misha, A Memory of Holocaust. Il testo è un fallimento in America, ne stampano 5.000 copie, che vuol dire per l'America 0. Cosa succede? Che per una serie di ragioni di produzione il testo viene portato in Europa. In Europa diventa un successo, cioè nel 1998 viene tradotto anche in Italia e vorrei sottolineare nel 2008 si scopre che il testo è un falso, ma non lo scoprono, salta fuori un processo per beghe editoriali. Cosa succede? Che questo falso però, nonostante sia un falso, in Italia viene ristampato nel 2013 e nel 2013 viene ristampato lo stesso testo con una specie di scusa da parte dell'autrice che dice sì, mi sono sbagliato, è vero, mi sono inventato tutto. Notare che questa persona non è né ebrea né ha mai visto un campo di concentramento. Altra cosa che mi sembra, scusate se mi dilungo, ma siccome questo testo gira nelle biblioteche anche scolastiche, tra il resto, e viene spesso catalogato come memoria e non romanzo, che se è un romanzo, benissimo, è una cosa come un'altra. Quello che però è interessante è il salto da un testo che non ha nessuna diffusione a un testo che diventa un bestseller. E qui gioca l'editoria, scusate, perché il testo viene indicato come, con il titolo viene pubblicato Sopravvivere con i lupi. Allora voi capite che un testo che si chiama Misha, Memoria dell'Olocausto e Sopravvivere coi lupi sono due cose che hanno un peso editoriale, direi abbastanza importante. Cosa voglio dire questo? Cos'è la storia questa? È una storia assolutamente incredibile. Cioè, questa ragazzina di circa 15 anni va alla ricerca dal Belgio per dirvi la follia di che cos'è. Per il Belgio va alla ricerca dei propri genitori deportata. Questa entra e esce dal ghetto di Varsavia come fosse casa sua. Va in Ungheria. Non solo questo, ammazza anche un SS, quindi immaginatevi, sembra una specie di eroina da romanzo. Cosa succede? Perché nessuno è intervenuto? Credo che le ragioni siano quelle che, con una battuta, un grande storico che scriverà un testo fondamentale che è la distruzione degli ebrei in Europa, cioè che Hildeberg dice bastava che me lo sottoponessero. Cioè è talmente assurdo il testo che ha fatto.
se qualcuno si interessa di questi problemi vorrei segnalare due testi. Uno che è un testo di Alessandro Corazza che si chiama Libri d'identità, che parla proprio di questi falsi legati, e un altro testo di Frida Bertolini che è La Shoah e le identità rubate. Teniamo, scusate questa cosa, ma visto che siamo in un ambiente che si preoccupa delle cose scolastiche, cioè scusate adesso, non perché io non ho nessun merito, io studio queste cose e se volete sono le mie nevrosi, però vado in biblioteca comunale e gli dico per cortesia cancellatelo o scrivere che è un romanzo, che sono delle memorie, e scrivete che è un romanzo, perché la cosa per un lettore è un senso. Cioè, veniamo al nostro testo. Devo dire che l'operazione che ha fatto la CR è una delle rare operazioni, scusatemi, ma molto corrette su queste cose. Cioè, il testo è stato preso, si è mantenuto la copertina che desiderava che si tenesse, che fosse conservata dall'autore, e non ci sono state, interventi editoriali, ecco, cosa che in realtà è abbastanza difficile. E allora, perché è importante il titolo? Perché il titolo in realtà ci spiega com'è il libro, cioè abbiamo una visione di chi ha steso le memorie che si identifica come prima cosa nel suo essere un deportato, cioè c'è il numero. Secondo, indica il luogo dove è stato deportato. Terzo, c'è gli altri, che sembra una cosa stupida, ma non è che si riferisce a un gruppo sociale, eccetera, ma a quello che è il complesso di tutti i detenuti, che sono importanti perché nella sua storia, nel suo racconto, il suo rapporto con tutti i gruppi sociali e i gruppi nazionali presenti nel campo è la struttura portante della sua narrazione. Seconda cosa che mi sembra importante anche è la conclusione. Io chi sono? Se scrivo io vuol dire che non sono il numero dei Buchenwald, sono qualcosa, ma sono anche tutto un altro mondo, che è un modo anche per tutelare il proprio mondo, cioè la propria identità. E noi questo lo troviamo chiaramente nel testo, perché dell'autore nel testo non sappiamo niente. Cioè si sa, perché è stato ricostruito, che era sposato, che aveva un figlio, lui non nomina mai nessuno dei due, devo dire, non nomina nessun parente, eccetera. Abbiamo due sole citazioni al mondo esterno di Buchenwald, cioè la citazione in due momenti critici, nel momento in cui lui entra nel campo e nel momento in cui entra nella parte peggiore del campo, cioè nel piccolo campo. Però vorrei far notare che anche in questo caso lui non parla della propria famiglia, ma della famiglia come nucleo sociale. Dice a noi, e parla, manca questo aspetto, non la mia famiglia. Questo parte, allora, aveva già spiegato che il testo è diviso anche per capitoli in tre parti: la quarantena, il campo vero e il piccolo campo. Non spiego cosa è il piccolo campo perché hai già detto chiaramente com'è. Nel testo è una parte veramente difficile da leggere, difficile nel senso per il lettore, non perché non sia chiaro. Allora, ma questo testo non ha una trama nel senso tradizionale, ma è logico che non ce l'abbia, perché la vera trama, la vera storia si può svolgere sotto un cappello che non appartiene allo scrittore, e sono le regole del campo di concentramento, che sono quelle stabilite dalle SS e dalle organizzazioni naziste. Però si parte anche nella scrittura con un noi.
in cui i noi in quel momento sono il gruppo degli italiani che hanno fatto il viaggio con lui. Nella quarantena poi si passa progressivamente, man mano, da un noi che riguarda il gruppo degli italiani, anche per una ragione molto pratica. Dopo dopo la quarantena, quando si entra nel campo, il gruppo degli italiani viene dissolto sostanzialmente. E direi che poi nella parte invece che riguarderà il piccolo campo non esiste una trama, perché non può succedere niente che non sia la trama legata alla morte delle persone. Scusate, ma i fogli si incollano quando non devono. Allora, il sistema di scrittura mi pare interessante, è il presente storico, con periodi estremamente brevi che dimostrano chiaramente la necessità della persona di voler narrare il più elementi possibili della sua esperienza nel campo. Cambia campo e il tono cambia dello scritto quando si arriva al piccolo campo, perché non la trama che prima era possibile, i contatti con le persone non esistono più, e diventa una descrizione ossessiva con tratti medici, direi, di tutte quelle che sono le piaghe delle persone che arrivano all'ultimo campo. E riassumo un po' i 3 periodi per dare dell'idea delle caratteristiche e dopo chiudo. Allora, il primo incontro è uno shock, perché questi entrano, sono partigiani, si sentono accolti da un coro che gli dice fascisti, Mussolini, Caput, eccetera. Devo dire che non va molto meglio quando incontrano gli italiani. L'incontro con gli italiani si risolve in 2 righe. Avete pane? No, ci vediamo. Allora, cosa succede però? Che in questo periodo della quarantena, non vi dico altre descrizioni, eccetera, esiste anche un tono, come posso dire, un po' leggero. C'è una parte, a mio parere, veramente che rasenta il divertimento, è quando scrive che i veri protagonisti sono le pulci e descrive le dinamiche delle pulci, che è un pezzo letterario veramente, secondo me, molto interessante. Però cosa succede? Che a questo viene anche legato un altro momento di divertimento che è un incontro di calcio, che in realtà non è un incontro di calcio, è una forma di socializzazione. E qui poi, come posso dire, incontra una persona fondamentale che è un russo che si chiama Nikolai, che diventerà una specie di suo nume protettore per tutte le cose. Vorrei sottolineare che sempre in ogni esperienza di Longhetto nei 3 campi trova una persona che è il suo punto di riferimento. Questo Nikolai è la ragione per cui si parlano, non è un problema di cibo. Nikolai anche Longhetto delle volte ironizza, è fissato sull'umanesimo italiano e vuole imparare l'italiano. Andiamo all'ingresso nel campo e anche qui si sceglie una persona che è un cecoslovacco, cioè un cecoslovacco che in realtà ha studiato a Trieste e che quindi gli serve come... Questo personaggio è anche utile perché gli italiani sono stati smembrati e quindi si ritrova con pochi italiani con cui poter affare, ma quello che al di là degli infiniti come si può dire, racconti di cose più o meno trucide, quello che in realtà è una specie di fantasma che vige su questo quadro sono i trasport. Siccome nessuno ha il dovere di sapere come è fatto Buchenwald, eccetera, cioè Buchenwald non è un campo, è il campo principale di 130 campi secondari, tra cui Laura è uno dei campi e Nora, che è il campo in cui si fabbricano le V2.
Cioè le persone nel campo, man mano che arrivavano, venivano spostate in questi campi, che sono campi da cui non si torna, o se si torna per andare a finire nel piccolo campo, e questo, diciamo, è una specie di, come posso dire, fantasma che qualsiasi cosa succeda, ma non bisogna far questo perché forse si va a finire in un transport, non si può far questo perché bisogna non comportarti così perché se no può capitare che vai nel campo. Ricordo che tutto questo è un rapporto che non riguarda solo il rapporto con le SS, ma il rapporto con quello che è il comitat interno al campo. Cioè, detto fuori dai denti e semplifico, le SS non gestiscono il campo, lo stanno a guardare e entrano nel campo solo raramente. Sono i detenuti che gestiscono il campo, e su questa cosa devo dire che Lunghetto, oltre ad avere dei rapporti difficili con gli altri italiani, ha dei rapporti difficili con alcuni italiani in modo personale. Ne cito uno perché voi capite che uno che viene definito caghetta non è proprio però perché ha questo? Perché queste sono le persone che hanno fatto, tra virgolette, carriera nel campo, sono diventati Lagerschütz. Un unico elemento che ho trovato divertente, perché dice anche la visione politica, cioè nel bombardamento del 24 agosto del 1944 muore Mafalda di Savoia. Muore nel bombardamento, dopo non so, gli storici, muore. Longhetto dice semplicemente: è morta Mafalda di Savoia, buongiorno e buonasera. Invece, nello stesso momento, muore un certo, dice poco, come si può dire, nella letteratura anche tedesca, c'è un certo Ernest Thälmann, che è il leader comunista e spartachista, che in realtà, Longhetto si sbaglia, viene ucciso il giorno prima, ma non è questo l'importante, è che nella sua scrittura dedica una parte non lunga, ma come posso dire, alla ferita che la perdita di questa persona, che è una specie di mito per il comunismo tedesco, cioè provoca nei deportati tedeschi. Parla di un senso di abbattimento, non riuscivo a capire perché, eccetera. Come sempre poi ci si mette il destino che paradossalmente gli salva la vita, cioè viene dato un biglietto per andare come posso dire, in uno di questi transport e, come posso dire, viene ferito, come ha detto, sente una botta in testa, si sveglia in un ospedale, in quello che dicono fosse un ospedale, insomma, ma da questo ospedale, che si chiama Retrieve, viene poi mandato via e viene mandato nel piccolo campo. Il piccolo campo, come ho detto, è una specie di, come posso dire, di lazzaretto, direi, cioè la gente che va all'ospedale, Longhetto prende una botta in testa, sta all'ospedale, poi gli dicono no, qui bisogna, i posti dell'ospedale sono quelli che sono fuori, e viene mandato al piccolo campo, che sarebbe, tra virgolette, una specie di infermeria. Si fa per dire, quello che hanno è carta igienica, sostanzialmente 2 disinfettanti, non hanno anestetizzanti, niente, e devono curare tutti diciamo, le malattie organiche, cioè legate al tipo di vita che fanno, e non solo questo, ma anche a tutti, tra virgolette, i danni che vengono a questi lavoratori, che vi ricordo lavorano 12-16 ore al giorno in uno stato senza strumenti adatti, eccetera, per cui si feriscono, cadono, eccetera. Questo, diciamo, è però anche dentro questo, diciamo, situazione che si può definire, credo, di tipo quasi infernale, trova
un punto di riferimento. È un medico francese che si chiama Laval, che in qualche modo gli permette di avere un ruolo, cioè gli fa fare l'infermiere, per usare un termine un po' nobile, insomma. Lui continua a dire ai deportati che vengono lì: ma lei è un infermiere? Dice: no, guardi, io non sono per niente un infermiere. Però, diciamo, in questo aiuto al medico, prima in subordine al medico, poi gli danno addirittura un tavolo per conto suo, e trova come si può dire, una cosa, un modo per vivere. Lui dice: nel lavorare e mi sento utile, io ho trovato un modo per vivere. Questa è una cosa che qui spesso, compresi gli psicologi, non capiscono della dimensione del lager. Cioè, quello che sembra essere piegarsi al lavoro che viene dato a queste persone, in realtà per il deportato è un modo per, tra virgolette, sentirsi, tra virgolette, vivo e utile per qualcuno, anche se questo utile può essere benissimo l'organizzazione del campo da parte delle SS. Cioè, quindi non è una ricaduta indietro, ma è un modo che in quella situazione era l'unico modo in cui potersi creare un'identità. Finisco subito con una citazione che però, scusate, mi sembra importante. Cioè, il testo era cominciato con un scritto lapidario, cioè si era partiti da Trieste la mattina del 21, nella prima notte avevamo attraversato l'Austria, la seconda sera si giunge a Norimberga, poi il testo cambia e si chiude con queste parole: certe nefandezze degradanti per il genere umano le ho taciute, e qui chiudo queste memorie. Ma questa, a ben vedere, è la fine grafica voluta dallo scrittore. Quel famoso io di cui avevo accennato produce, diciamo, un altro finale, quello dell'uomo deportato e dell'uomo identitario. Si tratta di 4 righe che leggo perché secondo me sintetizzano bene l'esperienza di questa vita privata e di questa vita da deportato. Perdutamente, per tutto quello che ho passato, per le volte che la morte mi ha sfiorato, per le angosce di dover tener dure, ora piango. Non mi importa di esaminarmi, non voglio capire niente, piango. I 2 finali, secondo me, possiamo rintracciare una sorta di dicotomia nel personaggio. Da un lato il pathos del singolo individuo che si perpetua nel presente, dall'altro la chiusura sibillina del racconto. Sembra quasi che l'autore, a mio avviso, faccia un passo indietro e decideri di lasciare al lettore l'imbarazzo di questa scelta finale. Come a dire: è vero che qui finisce lo scritto, ma di quanto narrato, cosa è rimasto nella vita mia e quello che è più importante della società. Grazie. Grazie di questa ricostruzione che ha collegato in maniera strepitosa il testo all'esperienza, e questi 2 finali sono appunto inquietanti, sono, se mi consentite, anche un po' la cifra con la quale si può leggere quel quadro. Adesso diamo la parola alla nostra dottoressa che ci illustrerà, forse Giovanni andiamo all'immagine, alla dottoressa Gradizzi che ci illustrerà, come vedete, questo quadro che è impressionante, è pieno di simboli, è pieno di figure che richiamano anche alla memoria tante altre cose nostre. Prego, dottoressa. Grazie mille, buonasera a tutti. Io mi sono occupata di cercare di dare un'analisi di questo quadro ricercando gli elementi, quelli narrativi e descrittivi in esso contenuti. Ovviamente è un'interpretazione che al vaglio degli elementi è quella che mi è sembrata la più attinente. Il quadro è un quadro di dimensioni notevoli, come appunto diceva precedentemente il professor Borghini, che era situato in una zona in cui doveva essere visto immediatamente all'ingresso, e anche questo è un aspetto molto interessante, su cui torneremo dopo. È un quadro in cui c'è una densità di figure molto elevata, e questo è il primo elemento forte che si nota.
Nella mia analisi ho cercato di suddividere quelli che sono dei gruppi narrativi che vengono ricollegati con gli altri e che possono suddividere la tela in 3 parti. Una prima parte a sinistra in cui abbiamo gli aspetti più allegorici e quindi abbiamo innanzitutto il cavaliere romano sullo sfondo che caccia il barbaro, quindi la vittoria di una civiltà sul mondo germanico, e quindi ritorniamo sempre Chiedo scusa, Giovanni, potresti con il puntatore Cursore, magari grazie così mille. anche i nostri presenti Esatto, quello lì è proprio il vedano. barbaro vestito di pelli che viene scacciato dal soldato romano sullo sfondo. La concitazione del momento è segnalata dalle froge del cavallo che irrompe sulla scena in maniera molto vivace, molto dinamica. Poi abbiamo una figura a terra, china, che ha in mano una canestra di frutta e verdura che può essere letta come allegoria dell'abbondanza. Interessante è la scelta dei tipi degli elementi vegetali che richiamano sia elementi del territorio veronese, tra cui le tife, e sono lì sotto, e sono degli elementi autunnali, e quindi un nuovo riferimento anche a un periodo di difficoltà, ma che può essere comunque prosperoso, può comunque rinascere. E poi abbiamo 3 figure in piedi, che tra l'altro è interessante l'utilizzo dei 3 colori delle vesti che risultano lo specchio del tricolore italiano. Una donna vestita in cremisi con la corona d'alloro, la piuma bianca e la lira, chiara allegoria della poesia e per esso tramite le arti. Una figura vestita di bianco con in mano quello che è uno strumento geometrico e un rotolo di pergamena, probabilmente un'allegoria dell'architettura, e infine una figura di dimensioni maggiori col berretto frigio con una fiaccola che esemplifica la libertà. La scelta di una figura maschile io l'ho letta in una volontà naturalistica, nel senso che servendo una dimensione maggiore l'utilizzo di un'altra figura femminile avrebbe dato probabilmente fastidio, e quindi questa idea anche che sia più grande, che sia necessaria sulle altre 2 figure in appoggio. Arriviamo poi a quella che è la parte centrale del dipinto, che è l'elemento veramente imprescindibile narrativo, è il più importante. Abbiamo una prima figura togata con in mano un rotolo che io ho interpretato essere un possibile legislatore, soprattutto in virtù della figura accanto. Abbiamo il ritratto del preside di Silvio Segalla, un ritratto fotografico potremmo definirlo, è l'unico volto realizzato con questa perizia tecnica così notevole. Tra l'altro c'è una foto alla scuola Lornia Pindemonte uguale. La curiosità è il tipo di veste, perché è vestito togato come un magistrato sopra una veste purpurea. In mano tiene 3 codici che si vedono piccoli, che potrebbero far riferimento ai 3 codici, il codice civile, il penale e il militare. L'idea di vestirlo da magistrato è sicuramente curiosa. Questa veste in forma di giustizia probabilmente fa riferimento alla soluzione processuale che Silvio Segalla aveva precedentemente. Sì, avevano fatto il processo di curazione e quindi era risultato poi reintegrato. Sì, chiariamo che si era salvato grazie alla testimonianza dei docenti che avevano parlato di una sua dimensione di attenzione e di ripensamento delle vicende storiche, quindi l'importante è la testimonianza del collegio docenti in questo senso. Peraltro anch'esso fortemente compromesso con... E questo potrebbe essere la prima figura che fa riferimento al titolo, perché appunto noi ricordiamo il titolo che è Post facta resurgo, ossia dopo la morte risorgo, e è una sorta di rinascita che il preside ha in questo momento nel rappresentarsi in questa maniera. Probabilmente è una volontà anche di autopromozione del sé, e questo farebbe riferimento anche al volere questa tela di grandi dimensioni in un ambiente dove viene vista immediatamente. Interrompo su una cosa: noi abbiamo le memorie degli studenti presenti che scrivevano un giornalino e raccontavano dell'inaugurazione del quadro che venne fatta a inizio anno scolastico, e dicevano nell'imbarazzo un po' generale, forse che interpretavano gli studenti, forse perché siccome c'era proprio lui c'era quasi un pudore a parlare di lui. In realtà noi oggi leggiamo questa difficoltà a parlarne probabilmente in altra maniera. Certo. Questa può essere
Sì, lo dico, Sicuramente. In quel momento tutti Sì. sapevano. Perché poi è pieno di contraddizioni, ecco. Probabilmente, ecco, proprio anche il proporsi in questa veste doveva servire a una pulizia della propria immagine, cioè anche una certa consapevolezza del personaggio probabilmente dietro. Il gesto, quello che dicevamo prima, questo gesto delle mani è proprio il momento di raccordo di tutta la tela ed è quello che è stato più difficile proprio arrivare a comprendere. Un'ipotesi potrebbe essere quella che sia un'imposizione delle mani, quindi un invito a rialzarsi e a riappropriarsi della propria dignità. In questo senso potremmo leggere il titolo anche visto come la risurrezione dei personaggi che sono nell'angolo a destra, che sono i personaggi definiti come i dolenti, in cui abbiamo anche l'autoritratto del Longhetto, che tra l'altro lui si rappresenta in maniera realistica e molto cruda, facendo riferimento a quello che era uno stato fisico di estrema debilitazione. È interessante, l'altra cosa nell'opera molto interessante sono gli sguardi, perché Longhetto ad esempio guarda all'esterno, non sta guardando verso la scena, è come se si stesse proiettando già in un altro luogo, già più lontano, mentre ad esempio il preside Silvio Segalla vediamo che è l'unico che guarda direttamente lo spettatore e quindi è l'unico che crea un dialogo diretto con chi sta assistendo a quello che è il quadro. L'altro gioco di sguardi molto interessante è quello della figura del partigiano che guarda verso il Cristo crocifisso che è retto da un San Francesco. E anche questa riflessione, questo gioco di sguardi, questa riflessione sulle sofferenze partigiane e anche sui caduti, come il giovane militare che viene sorretto da lui, è un altro elemento veramente interessante. Il quadro ha questa capacità, che è una capacità narrativa forte, di creare legami continui e continui riferimenti. È una tela che si presta a tante interpretazioni, in cui ci sono contraddizioni, in cui ci sono più elementi che potremmo definire di rinascita e anche di speranza, e c'è un atto forte anche di voler ricordare e che questo ricordo serva a ricostruire. Questo è un po'. Grazie dottoressa. Io subito guardandolo così ne ho tratto, non sono un critico, ma così l'impressione che gli elementi, i fattori rinviassero al certo gusto di Tamara de Lempicka con quel tipo di intensità di coloristica, ma anche aspetti strani. Vedete il guerriero che cade, che non ha volto praticamente, vedete? Quello lì potrebbe essere il milite ignoto, vedete che non ha volto, ha il volto coperto, e poi c'era una serie di immagini che ricorrevano spesso nei monumenti ai caduti della vittoria che sosteneva il gladiatore morente. Lì non è la vittoria che sorregge il milite ignoto, ma è il partigiano che sorregge il milite ignoto cadente, come a indicare che dalla guerra partigiana è rinata anche la vita sociale e culturale, perché dietro poi ci sono appunto anche i buoi, vedete, c'è San Francesco, patrono d'Italia, che con la croce in qualche modo sembra quasi unificare due linee che sono quella del partigiano. Longhetto si dichiara chiaramente comunista con anche la componente cristiana. Certamente è un quadro problematico, un quadro che è inquietante, ed è incredibile come questa cosa fosse in una scuola e per anni ci si passasse davanti e quasi nessuno se ne accorgesse. Quindi, avviandomi alla conclusione di questo pomeriggio, io ringrazio naturalmente i tre relatori, sono felice che la preside nuova, che è stata a suo tempo, quando eravamo ragazzi, mia insegnante, nel senso che io ero il suo preside, quindi, no, perché quello dice così giovane, no, ma io ero il suo preside, e quindi lei è stata mia insegnante, e che adesso ha una responsabilità di un istituto così grande, così importante storicamente. Ringrazio il professor Giovanni Battista Novello Paglianti, ringrazio la professoressa Gradizzi, che è la figlia dell'ultimo preside dell'Ogna Pindemonte, quindi c'è anche un legame, diciamo, stretto personale, e il professor Borghini, anima e tempra dell'ambiente dell'Ogna Pindemonte. Che dire? Io quando ero preside tanti anni fa, forse la professoressa se lo ricorda, ma forse è venuto ancora prima che lei venisse,
ho conosciuto Elisa Springer, che è stata una delle testimoni dell'Olocausto, una delle testimoni, ha pubblicato un libro nel 97 che era stata a scuola da noi a testimoniare perché si era salvata grazie alla collaborazione con una signora che a quel tempo era una ragazza che abitava, mi pare, a Montechia di Crosara. Parlando direttamente poi anche con altri, abbiamo promosso come ufficio scolastico provinciale una visita alla Casa della Memoria di Milano con alcuni ragazzi della Consulta e abbiamo incontrato diversi personaggi, anche Ennio Trivellin, di recente scomparso. Abbiamo avuto tante occasioni di sentire quelle voci anche importanti, di grandi testimoni. Qual è l'elemento che mi ha colpito, quello che dicevo prima? Che loro stessi hanno avuto bisogno di tempo per riparlarne di queste cose, cioè hanno avuto bisogno di digerirle. Ricordiamoci anche che qualcuno ci ha rimesso la vita, cioè non si è rimesso, lo stesso Primo Levi non si è rimesso più, il famoso psicologo pediatra che adesso mi sfugge perché l'età che ha scritto Un genitore quasi perfetto, cioè Bettelheim, grazie Luisa, che voglio dire che si sono tolti la vita di fronte all'orrore che non è stato in grado di abbandonarli. Allora io credo che, guardate, è un passaggio difficile quello che sto facendo, quello che sto dicendo adesso. Noi dobbiamo parlare ai ragazzi di queste cose, ma dobbiamo stare attenti a non mitridatizzarli dai nostri racconti, a non far sì che si stanchino di questi racconti perché li sentono rituali. Bisogna trovare le occasioni per entrare dentro la loro sensibilità e che non tanto abbiano memoria, perché non possono averla loro, ce l'hanno a fatica i nonni ormai. Bisogna fare in modo che loro inglobino quel principio che Moravia, con tutti i suoi limiti, diceva a suo tempo, quello che si chiama il tabù della guerra. Cioè noi dovremmo interiorizzare nell'anima dei giovani quel tabù che è il tabù che ci proibisce di mangiarci a vicenda, che ci proibisce di unirci ai nostri figli, alle nostre figlie, o che i figli si uniscano tra loro, cioè quei divieti interiori che sono il cardine della dimensione antropologica della civiltà. Questo tabù della guerra non è ancora entrato nell'anima delle persone, c'è ancora l'idea che si possa nel nome della guerra trovare una giustificazione alla propria esistenza. Ecco, io credo che questo sia fondamentale, dobbiamo fare in modo che il nostro studio, attraverso letteratura, attraverso poesia, attraverso storia, attraverso riflessione anche giuridica, però crei un'anima che ha il tabù della guerra, che vuol dire il tabù che ti impedisce di essere animale contro il tuo prossimo. Allora, giornate come questa sono anche un invito alla nostra preside, giovane, a lasciare da parte il PTOF, il PTAF, il PIF, il PAF e tutte le altre menate, e il RAV e tutte le altre burocrazie idiote che il Ministero ci sta imponendo, tutti quei tempi perduti a riempire carte inutili e a ritrovare invece il gusto di dare ai propri insegnanti l'occasione di una cultura che dia anima ai ragazzi. Come accademici credo che sia un impegno che dobbiamo prenderci di testimonianza e di stimolazione alla città. Grazie a tutti voi e buona serata. Grazie. Sei stato bravissimo, lo sapevo che eri bravissimo.